Continua ad avanzare il fronte delle fiamme sul Carso. Nella notte registrati i valori delle polveri sottili oltre 30 volte il consentito, mascherine obbligatorie in 6 comuni, sfollati gli abitanti di Jamiano, la gente lascia le abitazioni in lacrime. Anche la montagna friulana va a fuoco, un rogo è scoppiato a Resia, la valle spezzata in due, il paese è raggiungibile solo attraverso un sentiero, segnalata la caduta di massi, sopralluogo del vicegovernatore Riccardi. Svolgeva la professione di dentista con l'avallo del direttore sanitario senza averne la qualifica. A Monfalcone un odontotecnico è stato denunciato alla procura, lo studio posto sotto sequestro dai carabinieri del NAS di Udine. Tutti in fila già dalle prime ore di oggi per assistere al concerto di stasera al Pordenone Blues Festival di Jeff Beck e Johnny Depp. I fans del Pirata dei Caraibi arrivati da tutta Italia sono rimasti in attesa per ore sotto un sole rovente. Presentata oggi a Terrazza Mare la Coppa Italia di Beach Soccer che prenderà il via domani e terminerà domenica. Premiati Thomas Buso e Germano Fabio, storici giocatori della loro squadra locale della COIL. Buonasera e ben trovati all'edizione del nostro telegiornale. Sono ore di passione per la nostra regione a causa di diversi roghi che sono scoppiati sul territorio. Ancora fiamme sul Carso, altre decine di ettari di bosco in fumo in Italia e in Slovenia. Un paese evacuato, alcuni ordigni bellici sono esplosi perché coinvolti dalle fiamme nei boschi e le polveri sottili hanno superato di una trentina di volte i valori dei limiti di legge. Per 6 comuni un'ordinanza che dispone la limitazione ad uscire di casa e l'utilizzo della mascherina. Il riepilogo di questa giornata nel primo servizio di Daniele Paroni. Il Carso, sia sul versante italiano che su quello goriziano, è un inferno. Gli epicentri sono Jamiano di Doberdo del Lago, ma anche Medeazza e le montagne sopra Merna, in località Opati o Selo. Fiamme rabbiose che, aiutate dal vento, si sono spostate prima da una parte e poi dall'altra, facendo decisamente impazzire i vigili del fuoco di entrambi i paesi. Un quadro fuori controllo che ha portato all'evacuazione di Jamiano in mattinata e il trasferimento di una quarantina di persone nella foresteria del centro visite di Gradina. In mattinata c'è stato un vertice in prefettura Gorizia, presenti gli assessori regionali Riccardi, Zanir e Scocimarro, rappresentanti delle forze dell'ordine e il prefetto, per fare il punto su viabilità e fronti caldi. Doberdò, Monfalcone, Savogna, Sagrado, Ronchi, Staranzano avranno una ordinanza che di fatto dispone, dispone ai residenti di non uscire di casa se non necessario, e se proprio si deve uscire di casa bisogna indossare le mascherine FFP2. L'assessore Scocimaro ha riferito sui livelli di inquinamento con valori di rischio esponenziali. Particolato, le particelle ovviamente hanno aumentato di intensità e hanno raggiunto in certi casi anche 30 volte di più di quelli che sono i limiti di legge, soprattutto di notte, dove appunto con le termiche si hanno maggiori inquinanti superiori e di molto, come ho detto, ai limiti di legge. Nel pomeriggio la situazione si è fatta drammatica sul fronte sloveno, dove la nostra troupe è rimasta intrappolata fra 2 fronti di fiamme che in pochi minuti sono divenuti incontrollabili. Un certo effetto l'ha fatto l'agitazione dei pompieri sloveni, che in pochi secondi si sono dati la carica e si sono riversati in forze sugli incendi. Ci ha pensato poi un equipaggio della polizia slovena a portarci lontano dall'inferno. Una colonna di fumo visibile da Degliacco a metà pomeriggio è il segno che l'emergenza andrà avanti per tutta la notte e anche nei prossimi giorni. Insomma, come abbiamo visto, la situazione è molto critica sia sul Carso sia in Valle Resia. Per gli ultimi aggiornamenti, una giornata complicata, lo ringraziamo per essere con noi il vicegovernatore con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi in collegamento Skype. Buonasera assessore, insomma lei è appena stato in Valle Resia, quali sono le notizie che ci può dare? Sì, buonasera. Sì, la situazione è complessa, è in corso in questo momento anche l'ultima verifica con la prefettura di Gorizia, quindi le informazioni da Resia, la valle, insomma, la ricostruzione del vostro servizio è abbastanza puntuale. Noi realizzeremo, ma sarà pronta per non prima di dopodomani sera, una pista di viabilità alternativa che consentirà di togliere dall'isolamento la valle. Cercheremo di capire il fuoco come sta proseguendo. Già questo pomeriggio abbiamo spostato uno degli elicotteri che c'era sul Carso per cercare di contenere quella che era l'incendio della Varresia. Più complicata la situazione del Carso, perché
avete già detto voi, abbiamo evacuato non 40, 50 ma 15 persone da Jamiano, ieri ne avevamo evacuate 4 da Sablici, i comuni hanno adottato le ordinanze nei termini che avete indicato. Ora il problema è di come andrà la notte, quando ovviamente gli elicotteri che sono in forze presenti nella nostra regione, anche con il contributo del Vigili del Fuoco, della Protezione Civile regionale e del Dipartimento Nazionale, con il quale abbiamo avuto 3 confronti e l'altro ne faremo domani mattina, la notte sarà importante, perché in particolare dovrebbero riprendere vigore come è accaduto ieri. Poi, come è stato ricordato bene, è chiaro che la notte ha un problema di particelle, di polveri sottili che potrebbe aumentare. Quindi diciamo che abbiamo verso una Abbiamo qualche problema, ringraziamo moltissimo il vice governatore Riccardi, che appunto sta scendendo dalla Val Resia, quindi anche il collegamento, ma insomma l'avete sentito anche dalle sue parole, la situazione è difficile sui 2 fronti. Restiamo sul fronte del Carso, ad Oberdo del Lago, ci colleghiamo con Davide Vicedomini per sentire gli ultimi dettagli anche da lì. A te Davide. Sì, buonasera Daniele, buonasera a tutti i telespettatori. Ci troviamo con il sindaco di Doberdò, Fabio Vizintin, davanti al centro Cremeniac, che fino a ieri ospitava alcuni sfollati. Come prima urgenza, praticamente i primi sfollati di Sablici sono stati ospitati qua e poi portati al centro visite Gradina. La situazione com'è in questo momento? In questo momento Jamiano è praticamente evacuata, Sablici evacuati, situazione col fuoco nell'abitato di Jamiano è molto migliore rispetto a quanto era un 3-4 ore fa, però come potete vedere di là praticamente purtroppo le fiamme stanno imperversando sul monte Cremeniac, mentre abbiamo un secondo fronte che si sta andando verso la riserva dei laghi di Doberdò e Pietrarossa. Là è ancora troppo praticamente presto per definire come si evolverà la situazione, fondamentalmente stiamo trattando del fronte dell'Isert e vediamo praticamente lentamente come evolverà. Preoccupato? Beh, ovviamente In questo momento più di ieri o più di stamattina? Meno di stamattina, ovviamente ieri praticamente c'era una situazione drammatica nella frazione di Sablici, in cui abbiamo addirittura in un certo momento temuto di perdere la frazione. Adesso fortunatamente diciamo che quel problema al momento non si sta ponendo, ovviamente dobbiamo vedere come avanza il fuoco. Poi ovviamente abbiamo anche il fronte che praticamente c'è in Slovenia, perché là so che hanno evacuato molte delle frazioni limitrofe al nostro comune, che le fiamme si sono espanse dal Carso fino a Merna e quindi anche là stanno subendo una situazione drammatica che ovviamente può riversarsi anche da parte italiana in qualsiasi momento se il vento cambia direzione. In quel caso bisognerà vedere come si evolve, ecco. La situazione insomma non è ancora sotto controllo, bisognerà vedere molto cosa succederà questa sera. Facciamo vedere il servizio. Noi siamo andati a intervistare anche le persone che in questo momento hanno dovuto lasciare le proprie residenze, siamo andati a incontrarli nel corso della mattinata di oggi. Servizio. Questo è il sentiero della riserva naturale regionale dei luoghi di Doberdò e Pietrarossa, ma adesso andiamo a sentire alcuni dei residenti che di fatto sono stati sfollati, una trentina, e hanno raggiunto il centro visite di Gradina, dove passeranno sicuramente questa notte. Siamo appena partiti da casa, siamo andati a registrarci lì, ci hanno detto che dobbiamo solo dire chi non è presente a casa, in modo che possano avvisare tutti. È stato molto impegnativo, comunque dobbiamo molto a tutte le forze dell'ordine. Signora, lei abita dove? A Jamiano. È molto preoccupata. Sì, sono abbastanza preoccupata, però spero in bene. Siete usciti tutti di casa? Siete tutti al sicuro? E diciamo che non so dove mio papà, mio fratello sta lavorando, probabilmente là sta dando una mano, penso. È molto preoccupato perché stamattina prima di andare a lavorare abbiamo sentito
un po' di frastuono e sono arrivati gli elicotteri, 4 per la precisione, successivamente un Canadair, se ne è aggiunto un altro. Sono venuti i carabinieri a Jamiano e hanno detto di lasciare subito perché è pericoloso, è meglio di venire qui in questa zona, che siamo tutti qui per stare al sicuro, speriamo di... non ce la faccio parlare. Centrale operativa della protezione civile di Palmanova e prefettura di Gorizia sono le regie per il coordinamento dei vigili del fuoco e la protezione in civile impegnate sui roghi. Pronto un decreto d'emergenza che coinvolge tutto il territorio regionale, come ha annunciato l'assessore Zanier. Sentiamo. Prefetto, il quadro della situazione. Sul fronte dell'incendio ci sono tantissime forze disponibili, ci sono 4 elicotteri, 2 Canadair e tutto il personale dei vigili del fuoco, c'è il grande supporto dei forestali regionali e ci sono squadre in arrivo presenti anche dalle province limitrofe di Udine e Pordenone. C'è una straordinaria comunanza di intenti e di iniziative. La Regione, lo Stato, le amministrazioni locali stiamo lavorando tutti assieme, stiamo lavorando al massimo delle nostre possibilità e delle nostre forze per cercare di gestire questo evento straordinario. Qui c'è necessità di avere un coordinamento unitario e continuo per affrontare le azioni, perché l'evoluzione del fronte incendio è determinata da una serie di complessità che variano costantemente, quindi bisogna essere coordinati e attivi. Quello che vorrei dire in aggiunta è che su queste aree era già stata decretata lo stato di massima allerta per i rischi incendio, ma tutta l'area del Carso, più c'erano già dentro Grado e Lignano, ma da oggi uscirà il decreto sull'intero territorio regionale, perché le previsioni meteo non danno un quadro di tranquillità per i prossimi giorni e quindi è meglio innalzare il livello di allerta da un lato e di cautela dall'altro sull'intero territorio regionale. Sulla situazione delicata è intervenuto anche il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha detto ai cittadini: rivolgo un appello nel tenere comportamenti prudenti in ogni luogo che possa essere a rischio incendio e pazienza per gli inevitabili disagi che stiamo cercando di contenere al massimo. L'Agenzia regionale, va avanti Fedriga in una nota, è al lavoro per monitorare i rilevamenti dei possibili gas tossici causati dal rogo. Infine Fedriga ha ringraziato i tanti vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, le guardie forestali, i carabinieri, i finanzieri, i poliziotti che stanno lavorando senza sosta per circoscrivere gli incendi e mettere in sicurezza le aree colpite il prima possibile. E adesso sentiamo anche quella che è la situazione a Monfalcone dalle parole del sindaco Anna Maria Cisint. L'incendio sta continuando la sua furia, la sua corsa. Il Canadair sta continuando a raccogliere acqua e sta tentando assieme agli elicotteri di provvedere in qualche modo al contenimento dell'incendio, ma non ci sta riuscendo. Ci sono 50 uomini che da ieri mattina sono sul posto, la forestale, la protezione civile, i vigili del fuoco, che ringraziamo infinitamente, ma che hanno veramente tanta difficoltà a contenere un incendio che sta avendo delle dimensioni enormi e sta raggiungendo anche altre realtà oltre a quelle di Monfalcone e di Doberdò. Per fortuna la viabilità è tornata alla normalità, questo perché è stata aperta la viabilità anche della camionale ed è stata bloccata l'uscita Reni Puglia. Molto bene i risultati dei valori ARPA per quanto riguarda il benzene e per quanto riguarda il PM10. Questa notte eravamo arrivati a 1.600, adesso siamo scesi a 22,5. Questo ci conforta, anche se quando guardiamo fuori siamo veramente terrorizzati, perché il fuoco e il fumo continuano a salire e a seconda della direzione del vento decidono quali zone toccare e da quale parte andare, e dove arrivano fanno veramente delle tragedie. Sono pesanti le ricadute sulla viabilità. Il traffico ferroviario da e verso Trieste è rimasto bloccato tutto il giorno e nel pomeriggio sono tornate in servizio le motonavi. Treni cancellati, uso di pullman e poi di barche. L'incendio che sta divorando il Carso sta avendo ripercussioni pesantissime sui collegamenti da e per Trieste. Trenitalia ha attivato da martedì un servizio di navetta dalla stazione centrale a Duino Aurisina, dove i passeggeri vengono caricati su 6 pullman e portati fino a Monfalcone, da dove possono salire sui treni diretti a Venezia e Udine. Dobbiamo andare a Verona. Più che un viaggio, oggi un'odissea. Più o meno sì, viste le temperature sarà bello impegnativo. A Udine. Tornare a casa o lavoro? No, dovevamo tornare a casa, sì. Io vado mia amica. Dove deve andare?
Sacili. Nel corso della giornata si sperava di poter riaprire la circolazione dei treni, ma alla fine non c'è stato verso. Se ne riparla domani mattina e dalle 14 di oggi sono stati attivati dei collegamenti via mare con il Delfino Verde, sempre da Trieste a Monfalcone. Dalla Carnia, estrema Carnia, da Timau. Treni bisognava aspettare stasera alle 8 per sapere se ce ne sarebbero stati o meno. Sì, ho un esame domani, non potevo aspettare. Andare in macchina era troppo lunga. Meno male è saltata fuori questa cosa del traghetto. Considerando che sono partito ieri mattina da Roma, sì, un po' sì, insomma. Però insomma, siamo arrivati, i problemi adesso sono altri. Da quello che avevo visto l'incendio continua. A Trieste il comune ha raccomandato di non usare gli ascensori perché c'è il rischio di blackout temporanei, mentre è stato smentito da Cegas, APS e Amga un rischio di stop del servizio idrico anche a fronte di un distacco dell'elettricità. Non solo Carso, come abbiamo sentito anche dalle parole del vicegovernatore Riccardi, un focolaio è divampato poco dopo le 13:30 anche in Valresia, a Povici di Sotto, frazione del comune di Resiutta. Nelle immagini potete vedere il rogo filmato poco prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Inizialmente le fiamme hanno interessato la parte bassa di un costone montano. Di minuto in minuto il focolaio si è ingrossando, avanzando in poco tempo, interessando un'area boschiva sempre più vasta, tanto da costringere la chiusura della strada per Povici, scelta che ha spezzato la vallata in due. Sul posto appunto è intervenuto anche il vicegovernatore Riccardi. Dalle 14 operano diverse squadre dei vigili del fuoco giunte da Gemone e Tolmezzo, aiutati dall'elicottero del reparto volo di Bologna. In un altro intervento, scattato nella tarda mattinata nel comune di Drenchia, stanno bruciando circa 200 metri di sottobosco a circa 200 metri dalle abitazioni. Altri roghi, ma di minore entità, si segnalano in giornata a San Merdenchia di Tarcento e a Porcia. La crisi del governo, oggi una giornata cruciale in attesa del voto di fiducia. In mattinata il Premier Draghi ha riferito al Senato, è pronto ad andare avanti ma chiede un sostegno di unità e non di facciata. C'è attesa appunto per il voto di oggi. 5 Stelle con il deputato Luca Sut fanno sapere che seguiranno la linea di Conte. I partiti e voi parlamentari siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti a confermare quello sforzo che avete compiuto nei primi mesi e che si è poi affievolito? Giorno decisivo per il governo Draghi. Il Premier in mattinata ha riferito al Senato le sue decisioni, motivando le dimissioni con il venir meno dell'unità nazionale, che ha detto è alla base del sostegno di un Presidente del Consiglio non eletto. E proprio la compattezza, ha sottolineato, ha portato il governo a muoversi con forza su vari fronti. Senza quell'unità la fiducia viene meno e bisogna ricostruirla da capo. A fine discorso, poi consegnato alla Camera, applausi dal centro-sinistra, non da Lega e 5 Stelle. Per Deborah Serracchiani, capogruppo PD alla Camera, l'Italia è forte quando sa essere unita, come ci ha ricordato oggi il presidente Draghi. Ha detto chi ama l'Italia deve rinnovare la fiducia al governo. Mentre Salvini e Berlusconi cercano una linea comune con un governo senza i 5 Stelle, Fratelli d'Italia continua a chiedere il voto. Ci è sembrato un discorso tutto orientato a compiacere e accontentare il Partito Democratico, nulla quasi è stato concesso al centrodestra di governo. Per quanto riguarda l'appello degli italiani, in democrazia i cittadini si esprimono con il voto, non con le piattaforme dei grillini o con la raccolta di firme dei sindaci del Partito Democratico. Attesa per le decisioni dei grillini, ancora spaccati al loro interno. Il deputato friulano del Movimento 5 Stelle Luca Sut, tra i primi ad appoggiare la linea governista, ha espresso poche parole sulla fiducia a Draghi. Ha detto mi adeguo alla decisione del gruppo come ho sempre fatto. C'è stata una discussione anche con voci discordanti, conclude, ma come è giusto che sia, se Conte e il nostro gruppo decidono una cosa, dobbiamo portare avanti quella linea. La cronaca, gravi ma stabili le condizioni della bambina di 4 anni caduta ieri pomeriggio a Udine da una finestra della mansarda, un volo di 7 metri. Intanto la polizia ha sequestrato dall'abitazione di via Cividale barra anti-intrusione e soppalco. Restano gravi ma stabili le condizioni della bimba di 4 anni che ieri pomeriggio in via Cividale a Udine è caduta da una finestra della mansarda dell'abitazione in cui vive con i genitori e il fratellino di pochi mesi. Erano le 17 quando, per cause ancora in corso di accertamento, il parapetto di protezione in ferro battuto dal quale si sarebbe sporta ha ceduto e la piccola è precipitata al suolo insieme al manufatto. Un volo di 7 metri in seguito al quale ha riportato contusioni e lesioni alla testa giudicate gravissime. Ieri sera è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al fine di contenere un vasto ematoma cerebrale, mentre questa mattina è stata sottoposta ad un TAC. Si trova tuttora ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine.
La prognosi è riservata e la sua vita pesa un filo. Intanto la Polizia di Stato, alla quale sono state affidate le indagini dell'accaduto, ha posto sotto sequestro la bara anti-intrusione della casa di via Cividale, crollata insieme alla Piccola e la zona del Soppalco. Questa mattina sono stati trasmessi gli atti alla Procura affinché il PM possa delegare eventuali accertamenti. Ieri pomeriggio la madre, che non è riuscita ad evitare la tragedia, è stata colta da malore e per questo trasportata con l'ambulanza al Santa Maria della Misericordia, dove poco dopo è arrivato anche il padre della bambina. La famiglia è di origini albanesi. Il corpo senza vita di Stefano Nocen, 35enne di Palmanova, è stato ritrovato oggi all'interno della stazione dei Pullman di Vicenza. Nocen, che tra l'altro era appena uscito dal carcere dove aveva scontato una condanna per rapina, è stato ritrovato a terra con le braccia aperte e le gambe divaricate, presentava una frattura al naso ed escoriazioni agli arti. Al momento non è possibile, come conferma il procuratore di Vicenza Giorgio Bruno, stabilire se si tratti di omicidio. Per questo bisognerà attendere l'esito dell'autopsia. Svolgeva la professione di dentista con l'avallo del direttore sanitario senza averne la qualifica. Monfalcone, un odontotecnico, è stato denunciato alla procura. Effettuava prestazioni sanitarie di esclusiva competenza dell'odontoiatra. Un odontotecnico è stato denunciato alla procura di Gorizia. L'accusa è quella di aver svolto abusivamente la professione medica in concorso. Deferito anche il direttore sanitario della struttura, che questa mattina, su disposizione del Tribunale di Gorizia, è stata sequestrata preventivamente dai carabinieri del NAS di Udine. Lo studio in questione si trova nella zona di Monfalcone. L'atto scaturisce da un controllo ispettivo da parte dei militari nei confronti della struttura professionale, all'interno della quale lavorava anche un odontotecnico che però effettuava prestazioni sanitarie di esclusiva competenza dell'odontoiatra. Il tutto, secondo le indagini, con l'avallo del direttore sanitario e senza che i pazienti ne fossero a conoscenza. Il valore della struttura medica e dei macchinari posti sotto sequestro ammonta a 300.000 euro. L'intervento dei NAS si era reso necessario in quanto l'odontotecnico è una figura professionale che ha il compito di creare o adattare manufatti protesici e sviluppare delle impronte per i pazienti, su richiesta del dentista che, come noto, è un professionista in possesso di laurea in odontoiatria o medicina e chirurgia ed è iscritto all'albo degli odontoiatri. Perciò solamente a lui è consentito effettuare tutte le operazioni relative all'ispezione del cavo orale del paziente. Un ex dipendente della Danieli, prima di passare alla concorrenza, ha cancellato migliaia di file dal server della multinazionale di Buttrio. Il Tribunale di Udine lo ha condannato a 3 mesi e 10 giorni di reclusione. Ha cancellato 110.000 file dal server della Danieli dopo aver dato le dimissioni per essere assunto dalla diretta concorrente, condannato con l'abbreviato a 3 mesi e 20 giorni di reclusione, pena sospesa. Protagonista della vicenda è un ingegnere di 50 anni, residente a Tavagnacco, riconosciuto colpevole dal giudice Rossella Mire del Tribunale di Udine. Il PM aveva chiesto 4 mesi di carcere. L'uomo era accusato di essere entrato nel server della multinazionale di Buttrio nel 2018 e di aver consultato, asportato e poi cancellato l'enorme mole di file. Documenti, ha detto il legale della Danieli, l'avvocato Maurizio Miculan, di proprietà dell'azienda. In aula l'ingegnere si è difeso sostenendo di aver cancellato con un software compattatore i file prodotti in molti anni per preparare le offerte commerciali, così da liberare la postazione di lavoro. Materiale, ha affermato, senza alcuna utilità per la Danieli e quindi eliminabile. Riteniamo, commentano i difensori, gli avvocati Maurizio Conti e Maria Elena Giunchi, che la sentenza non rappresenti né la realtà processuale né quella fattuale. Faremo certamente appello, concludono. Il Tribunale di Udine ha condannato l'ex assessore del Comune di Udine, Luciano Gallerini, a 1 mese e 20 giorni di carcere al centro della vicenda, la Galleria Astra, in centro città. Luciano Gallerini, ex assessore al commercio del comune di Udine, finisce nei guai giudiziari. Il Tribunale di Udine lo ha condannato per appropriazione indebita a 1 mese e 20 giorni di reclusione, la metà di quanto chiesto dal PM. Al centro della vicenda la Galleria Astra in centro città. Gallerini era stato querelato da alcuni condomini perché, in qualità di ex amministratore del condominio Galleria Astra, non ha consegnato al nuovo amministratore, nominato dal Tribunale di Udine nel 2017, diversi documenti, tra i quali quelli relativi ai bilanci dal 2007 al 2013, carte indispensabili, hanno affermato il PM, l'avvocato di parte civile Giovanni Denardo, indispensabili alla regolare amministrazione del condominio. Il giudice ha stabilito che i danni saranno quantificati in sede civile. I numeri del Covid sono 2.292 i casi emersi nelle ultime 24 ore in regione, 9.505 i tamponi eseguiti tra molecolari antigenici, 3 le persone morte con Covid, 1 a Trieste e 2 a Pordenone. Per quanto riguarda i ricoveri sono 6 in terapia intensiva, 289 negli altri reparti. E oggi la Giunta regionale ha approvato un pacchetto di emendamenti alle variazioni di bilancio con ulteriori risorse per la sanità, ma non solo.
Ulteriori 35 milioni di euro. Le variazioni di bilancio della giunta regionale si arricchiscono di risorse che serviranno per diversi interventi. Grande attenzione agli investimenti, un fondo iniziale di 20 milioni di euro per l'Ausacorn per investimenti su quell'area e poi ancora un aiuto importante per quanto riguarda il settore sanitario, in particolare le case di riposo per i costi che hanno dovuto sostenere in occasione dell'emergenza pandemica. Un rafforzamento degli strumenti finanziari legati anche ai quadri economici e a una nuova linea contributiva che Regione Friuli Venezia Giulia vuole proporre alle amministrazioni comunali per dare un ausilio al sostegno degli aumenti appunto dei prezzi delle materie prime, per vedere realizzati i cantieri. Ci sono poi 3 milioni di euro a sostegno dei comuni per il caro bollette, 9 milioni per Gorizia Capitale della Cultura nel 2025, risorse per i nuovi uffici della Regione in Portovecchio a Trieste e, infine, si apre all'utilizzo dei lavoratori che non fanno parte delle imprese agricole familiari negli agriturismo regionali per agevolare l'accesso al lavoro per tante persone. I fondi del PNRR saranno fondamentali non solo per l'Italia ma anche per gli altri paesi europei e così le imprese friulane che lavorano con l'estero possono sfruttare anche quelle risorse, un tema toccato oggi nella sede di Confindustria Udine. Non c'è solo il PNRR italiano, perché i fondi degli altri paesi dell'Unione Europea possono rappresentare un'occasione importante per le imprese friulane che all'estero hanno importanti commesse. E proprio per illustrare queste opportunità si è svolto un convegno organizzato da Confindustria Udine a Palazzo Toriani. Noi siamo certo i primi beneficiari insieme alla Spagna, ma ci sono anche i fondi dati agli altri Stati membri, quindi le opportunità anche di regioni che hanno un interscambio molto forte anche con altri paesi europei potrebbero, secondo me dovrebbero, cercare di intercettare anche i fondi al di fuori dei confini italiani. All'appuntamento ha partecipato in videocollegamento anche il sottosegretario agli esteri, Manlio Di Stefano, che ha sottolineato come l'Italia sia il maggiore beneficiario dei fondi e se fallisce il nostro paese con il suo PNRR, ha detto, fallisce anche tutto l'impianto dei PNRR europei. Il vicepresidente degli industriali, Piero Petrucco, ha portato la sua esperienza da imprenditore alla guida della ICOP di Basigliano, capace, nel periodo pre-Covid, di maturare all'estero il 77% del proprio fatturato e ha rimarcato l'opportunità da cogliere. C'è una certa sincronia in un progetto di queste dimensioni enorme e che per il mondo imprenditoriale è chiaro che è la cosa, uno dei driver dei prossimi 4-5 anni, inevitabilmente in uno spettro molto allargato dei settori. Al convegno è intervenuto in collegamento da Tangeri l'imprenditore Claudio De Ecker della Rizzani De Ecker al seguito della missione di Draghi. Altra ventata di ottimismo, qui in Algeria, ha detto, si intravedono grandi spazi di collaborazione. Tutti in fila già dalle prime ore di oggi per assistere al concerto di stasera a Pordenone di Johnny Depp. I fans del Pirata dei Caraibi stanno arrivando da tutta Italia, per nulla spaventati dalle lunghe attese fuori dai cancelli sotto un sole rovente. Vediamo. In coda sotto il sole cocente aspettando Johnny Depp. Sono arrivati da tutta Italia i fan che alle 21:30 assisteranno al Parco San Valentino all'attesissimo concerto con Jeff Beck, che ormai da giorni ha fatto registrare il sold out. C'è chi ha raggiunto Pordenone da Messina, chi da Napoli, chi da Brescia e chi dal Trentino. L'importante per chi si è piazzato fuori dai cancelli già stamattina alle 7 era riuscire ad accaparrarsi i primi posti davanti al palco per assistere da vicino allo spettacolo. E pazienza se all'ora di pranzo la temperatura si avvicinava ai 40 gradi. Queste occasioni è sempre molto bello. Si creano amicizie, tipo quelle ragazze io non le conoscevo, mi hanno gentilmente detto dai siediti qua con noi, si chiacchiera un po', poi ovviamente qua siamo tutti qua per Johnny. Bisogna avere comunque uno spirito di, una passione per fare una cosa del genere. Personalmente credo che appunto per potersi godere un concerto e poter vedere comunque una persona che stimi bisogna stare davanti e poterselo godere appieno. Stanotte ho dormito 2 ore e alle 7:30 ci siamo svegliati, eravamo qua alle 8, lo viviamo con tanta ansia e tanta emozione, vogliamo vedere Johnny perché lo adoriamo, cioè siamo qui per lui. Abbiamo congelato acqua e cose per sopravvivere perché ovviamente fa veramente caldo, adesso ci siamo un po' riparati all'ombra, sole non importa per Johnny questo ed altro. Siamo belle stanche perché abbiamo fatto un viaggio lungo, ieri sveglie dalla notte per arrivare fino a qui. Si spera che almeno riusciamo a farci una foto, comunque a farci salutare anche così, senza foto e senza niente. Io sono arrivato per primo insieme a mio fratello da stamattina alle 7, ci siamo presi il treno ieri mattina alle 11:30 e siamo arrivati qui a Pordenone alle 8 di sera. Poi siamo cresciuti con i Pirati dei Caraibi e poi anche gli altri film che ha fatto ci sono sempre piaciuti.
In chiusura un aggiornamento per quanto riguarda la situazione dell'incendio. Il Comitato Operativo per la Viabilità, d'intesa con le competenti autorità slovene, ha interdetto l'afflusso dei mezzi pesanti dalla Slovenia, limitando la movimentazione degli stessi tra l'area portuale e il raccordo autostradale al fine di contenere le code formatesi alla barriera dell'Isert. Era questa l'ultima notizia per l'edizione del nostro telegiornale. Dopo di noi il TG Sportivo e il Meteo. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata.